Iscrivetevi al canale YouTube di Veronica Pisano. Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Oggi vi presento Gabriele Masala, un cantautore sardo di grande successo. Gabriele, come nasce la tua passione per la musica? È stato grazie alla tua famiglia o hai fatto tutto da solo? Ciao Veronica, ciao a tutti, bentrovati. Allora, la passione per la musica per me è stata una cosa, credo, completamente naturale, perché ho avuto la fortuna di nascere e crescere in una famiglia dove praticamente tutti suonano, ad eccezione di mio padre, insomma, mio fratello più grande di me, mia madre, mia nonna, li ho sempre visti con lo strumento in mano, o chitarra o pianoforte, quindi in realtà non c'è stato un momento in cui ho detto mi è scattata la passione per la musica, no, ci sono nato. Quindi per me l'approccio anche con i due strumenti fondamentali, appunto il piano e la chitarra, è stato una naturale conseguenza dell'ambiente in cui sono cresciuto. E sicuramente il fatto che la mia famiglia voleva addirittura che io facessi anche in età adolescente, andassi a scuola di musica. Io in realtà questa cosa non l'avevo presa benissimo, perché mi sono sempre detto, se qualcuno mi impone di studiare quella che è una mia passione, probabilmente verrebbe a mancare la voglia. E quindi ho preferito proseguire una strada da autodidatta e saper suonare gli strumenti il tanto necessario, per pigrizia, il tanto necessario per poter scrivere canzoni, per poterle incidere. Non sono mai stato un amante della tecnica fine a se stessa, ecco. Ho imparato a suonare degli strumenti il tanto che mi basta per poter incidere le mie canzoni. Qual è il ricordo più bello della tua infanzia? Qual è il ricordo più brutto della tua infanzia? Ricordi di infanzia, sì, ce li ho, grazie al cielo ho un'ottima memoria, quindi mi ricordo veramente un po' di tutto. La parte bella sicuramente della mia infanzia, che poi è diventata adolescenza, è il fatto che ho conosciuto quelli che sono i miei attuali amici. Quindi io ho la fortuna di frequentare e condividere la vita anche, oltre che ovviamente con mia moglie, anche con le persone con cui abbiamo iniziato a frequentarci ai tempi dell'oratorio, che avevamo 6-7 anni, e sono rimasti i miei migliori amici, i miei più cari amici. Quindi sicuramente direi che la parte bella dell'infanzia è quella, il fatto di essere cresciuto in mezzo a tante persone, e le stesse persone tuttora sono le persone che frequento. Devo essere sincero, non ho ricordi brutti. Ci ho pensato un po' quando mi hai fatto la domanda e devo dire la verità che non ho, grazie al cielo, avuto traumi, nel senso che, ti faccio un esempio, la morte di una nonna è una cosa che capita a tutti, è una cosa che viviamo nel bene o nel male. E quindi non ho avuto, cioè, ovviamente è un trauma, però non inteso come una cosa che mi abbia veramente scioccato. Ecco, forse avevo già chiaro dall'inizio che i nonni sono i primi che se ne vanno. E non ho, la verità, ricordi brutti. Ti potrei raccontare un aneddoto. In prima elementare, ecco, una cosa che mi era dispiaciuto tanto, non è un ricordo brutto, una cosa che mi era dispiaciuto tanto è che dalla seconda elementare la mia compagnetta preferita si era trasferita di città, quindi l'avevo persa. Ecco, forse è l'unico ricordo malinconico, ma non triste. Potrebbe essere questo. Dove hai iniziato ad esibirti e a che età è iniziato tutto il tuo percorso artistico? Allora, ho iniziato la mia prima esibizione, in realtà era veramente precoce, perché forse avevo 7 anni. Vi ho citato prima l'oratorio e tutti gli anni si facevano delle recite. E ero stato chiamato a fare il protagonista di una commedia al teatro, e di cui ero un semi-protagonista, il coprotagonista, perché ero il garzone, il ragazzo di un uomo di bottega, e dovevo cantare, insomma, fare qualche marachella. Quindi il mio esordio è stato a 7 anni, quello, diciamo così. Poi in realtà no, a 18 anni, ecco, l'esordio vero e proprio artistico è stato a 18 anni, nel 1992, col gruppo Umaniora,
con cui ho iniziato a esibirmi come chitarrista acustico. Ricordo perfettamente il primo concerto che ho tenuto al Teatro Civico di Sassari nel 1992, il mese non lo ricordo, ma ce l'ho segnato. E quindi direi che la mia carriera è iniziata lì, anche perché subito dopo ho iniziato anche a comporre per loro, quindi gli album successivi, i 2 album successivi degli Umaniora portano musicalmente le mie firme. E da lì è stato un via vai di esibizioni, insomma, però la scintilla, il primo esordio è stato ufficiale a 18 anni, nel 1992. Preferisci sentire di più l'emozione di comporre o di esibirti? Allora, comporre ed esibirsi sono 2 ambiti completamente diversi. La verità, non mi sono, è una bella domanda, non avevo mai pensato a questa particolarità. Esibirsi c'è l'adrenalina, c'è il fatto di vedere il viso delle persone che ti stanno ascoltando e cercare di captarne quelle che sono le loro sensazioni, le loro emozioni. E quindi c'è l'aspetto bello dell'esibizione è proprio la possibilità di captare quello che le persone stanno provando. La composizione invece è una cosa, per quel che mi riguarda, assolutamente privata, assolutamente solitaria, perché sono io il computer quando scrivo i testi e io lo strumento quando decido di musicarli, o che sia con la chitarra o che sia col piano. Quindi sono 2 emozioni, 2 stati d'animo completamente diversi. In più c'è da aggiungere che l'esibizione live richiede anche uno sforzo fisico, proprio da un punto letteralmente parlando, perché poi io sul palco sono uno che si dà molto, che è molto fisico nella sua esibizione. Mentre invece la composizione no, è un atto, non saprei, ti direi, passami una frase, ti direi che cado quasi in trance quando mi metto a scrivere, nel senso che ho un'ottima memoria, come ti ho detto prima, ma non ricordo mai il momento in cui ho scritto una canzone, o forse perché veramente cado in una specie di ipnosi. E la cosa bella sta nel fatto che spesso mi capita di iniziare a scrivere un testo, perché io per scrivere una canzone parto dal testo, ed mi dicono un'anomalia, ma per me è una constatazione. E, inizio a scrivere e non so quello che sto scrivendo, non so dove sto andando a parare. E quindi capita spesso, non raramente, spesso, che la canzone prenda corpo quando metto a fuoco anch'io, dopo che ho iniziato a scrivere le prime righe, di cosa sto parlando. Ed è un bel processo, anche perché quando ti metti a scrivere un po' si esorcizzano le proprie paure, le proprie piccolezze anche, perché siamo esseri umani. Quindi per me scrivere è un bel allenamento. E oggi lo faccio anche con una scioltezza e una naturalezza, come dire, quando ho iniziato l'approccio che avevo per scrivere un brano era sempre un po' timido, c'era un po' di paura, di non essere all'altezza di quello che stai per fare. In realtà oggi, grazie al cielo, dopo 30 anni di attività, mi metto a scrivere come se fosse la cosa più semplice e più naturale del mondo. Da 1 a 10, quanto ti emozioni quando sei sul palco? Allora, quando salgo sul palco, più che emozione, ti direi sono curioso di vedere quello che succede, perché ogni serata è diversa dalle altre, quindi il sentimento che provo di più è la curiosità, anche perché ho la fortuna da qualche anno di esibirmi a parte con una band spettacolare di musicisti, e cambiamo il repertorio ogni sera, quindi non c'è mai, non ci sono mai 2 concerti uguali. Quindi la domanda tra 1 a 10, quante emozioni sei sul palco? No, il voto è 10, però sulla curiosità di quello che vedrò, di quello che succederà, delle canzoni. Ti dico anche un altro aneddoto. Negli ultimi anni, con lo spettacolo che sto portando avanti, addirittura c'è una parte di spettacolo dove i brani che eseguiamo li facciamo scegliere al pubblico tramite un sondaggio sui social. Quindi, ed è tutto vero, tra l'altro, senza barare. Quindi anche l'idea di salire sul palco senza sapere quella che sarà la scaletta, perché in ogni posto dove vai, insomma, le preferenze musicali sono diverse, è molto stimolante. Quindi non userei la parola emozione, ma userei la parola curiosità e stimolo.
adrenalina, insomma, c'è voglia di stare sul palco, di lasciarsi andare, di sfogarsi e di ricevere dal pubblico la stessa energia che tu gli mandi. Com'è nata la tua collaborazione con Enrico Ruggeri? Allora, questa collaborazione con Enrico Ruggeri nasce da una sua idea, e lui, la scintilla primordiale l'ha avuta lui, perché mi chiama a novembre del 2021 dicendomi voglio fare un album con te. E quindi mi ha donato questi 8 testi inediti e mi ha fatto un regalo enorme. La nostra conoscenza è iniziata a metà anni 90. Lui è uno dei pochi che ogni anno in Sardegna viene a timbrare il cartellino, a fare concerti. E quindi, sai, ti avvicini un anno, una foto, un autografo sul CD di turno. E lui inizia a riconoscerti, così si va avanti per un po' di anni, fino a quando nel 2000 gli avevo chiesto il permesso, diciamo così, il piacere di poter musicare una sua poesia edita in un suo romanzo, in un suo libro di romanzi e poesie. Lui ha accettato la cosa, ha detto, beh, però mi deve piacere, giustamente. Quindi gliel'ho mandata, l'ha ascoltata, gli è piaciuta, mi ha autorizzato a inciderla, e quindi nel mio primo album in realtà c'è già una prima collaborazione con Enrico Ruggeri, anche se non era di fatto un testo inedito, però ha consentito a depositare, insomma, a firmare un brano a doppio nome, Masala Ruggeri. Da lì in poi è stato un susseguirsi di incontri annuali, cene, mi ha dato anche lì la grande possibilità di aprire parecchi suoi concerti, mi ha fatto esibire con lui, ho cantato con lui, ho suonato con lui, abbiamo condiviso non so quante decine di cene, chiacchiere varie, parlato a lungo di testi, comunque ha sempre ascoltato la mia discografia, e quindi con orgoglio posso dire che il fatto che mi abbia proposto di fare un album con lui sia anche dovuto al fatto che, oltre all'ammirazione che ho io nei suoi confronti, c'è una stima anche dall'altra parte, insomma. Quindi questo lavoro è figlio di un'idea sua. È stato lui a partorire questa cosa, a propormela, e abbiamo lavorato sodo per un anno intero, con tutte le modifiche che si fanno in corso d'opera, perché lui mi ha dato dei testi che ho dovuto musicare, poi i testi vanno un attimino arrangiati, sistemati, limati. Quindi è stato un lavoro certosino che ci ha dato a entrambi grande soddisfazione. Quali saranno le tue prossime tappe? Allora, le prossime tappe, sicuramente la presentazione di questo nuovo album, di Avevamo Ragione, che dovrebbe essere tra gennaio e febbraio al Teatro Verdi a Sassari, ma dobbiamo ancora definire tutti i dettagli, e poi speriamo in una stagione estiva ricca di concerti, di piazze, di incontri tra persone. Quindi inizieremo a pianificare l'estate come si fa sempre d'inverno, insomma tutta la stagione si pianifica con largo anticipo, parlare con le varie agenzie, vedere un po' cosa si può fare, cosa si può pianificare. Però c'è grande voglia, perché anche se gli anni passano, il fisico un po' ne risente, però la testa ancora è bella carica, quindi c'è grande voglia di salire sul palco e di incontrare un sacco di gente. Dove si possono ascoltare le tue canzoni? Allora, tutte le mie canzoni, i miei album, anzi quasi tutti i miei album, perché i primi 3 ancora non li ho mai caricati in streaming, comunque li trovate su tutte le piattaforme mondiali, da Spotify ad Amazon Music, a Google Music, a iTunes, le trovate veramente dappertutto. Quindi se siete curiosi e avete piacere, insomma, avete solo l'imbarazzo della scelta. Ovviamente anche quest'ultimo album è disponibile, come tutti gli altri, in streaming, ma è anche disponibile in supporto su CD, e lo trovate anche su Amazon, oppure sui miei canali social, ho messo il link come poterlo comprare. Trovate anche tutto il resto della mia discografia, comunque disponibile sempre su Amazon, o sul mio sito, o sui miei canali social, Gabriele Masala Official, o su Instagram, gabriele.masala.official. Comunque cercate Gabriele Masala, mi trovate sicuramente. Veronica, io ti mando un grandissimo
saluto, un ringraziamento per questa bella intervista, saluto tutte le persone che hanno avuto la pazienza e la voglia di ascoltarci. Speriamo di incontrarci tutti presto e vi mando un grande abbraccio. Ciao ciao! Ringraziamo Gabriele Masala e noi ci diamo appuntamento al prossimo video.